Era un cittadino trentenne originario dell'Est Europa, dipendente di Fincantieri, l'uomo che venerdì scorso ha perso la vita all'interno del cassonetto di abiti usati della Caritas in via Spalti a Mestre. La polizia è riuscita dunque a risalire alla sua identità anche grazie a una denuncia presentata dai familiari domenica, che non vedendolo rientrare a casa si sono allarmati. Ora resta da capire, dal momento che non si tratta dunque di un senza tetto, come mai si trovasse lì dentro venerdì notte. Secondo gli investigatori, il trentenne si sarebbe infilato autonomamente con la testa nel cassonetto e confidano quindi di ottenere ulteriori riscontri dal video fornito dalle telecamere di videosorveglianza di un cittadino privato, nonostante le immagini non risultino particolarmente nitide. Nel filmato si vede l'uomo guardarsi un po' intorno con una pila, provare a entrare una prima volta ma senza esito, osservare gli altri cassonetti e poi tornare su quello, questa volta riuscendo ad entrare ma con un esito infausto.